Ben ritrovati dalla redazione. Forzati con spranghe aperti, non c'è pace per i nuovi cassonetti dell'indifferenziata, definiti intelligenti perché destinati entro l'anno a essere utilizzati soltanto attraverso l'uso di apposite tessere magnetiche che saranno distribuite ai residenti. Dopo quelli imbrattati nella zona di Prosecco, pochi giorni dopo il loro primo posizionamento, c'è stato un nuovo e più grave episodio nella zona della frazione di Gropada, quindi sempre sull'altipiano. Questa volta i vandali hanno voluto deliberatamente danneggiare i cassonetti, forzandone l'apertura, rovinando i coperchi e resi inutilizzabili. Un'operazione che non è frutto di una bravata, perché per portarla a termine bisogna essere in più di uno e muniti di sbarre di ferro o comunque di attrezzi validi per piegare il metallo. La conseguenza è che, sommando i due episodi, quello di Prosecco e quest'ultimo di Gropada, peraltro ravvicinati nel tempo, inizia a farsi largo l'ipotesi che alla base di questi vandalismi ci sia una precisa regia e anche spiegazione. Anche furti nei locali. Prima dell'alba ieri toccato al bar Panetteria da Fina in via dell'Ischia nel rione di San Giacomo. Il ladro ha forzato la porta principale, una volta dentro è andato dritto verso la cassa con l'obiettivo di svuotarne il contenuto e ci è riuscito. All'interno c'erano circa 200 euro di fondo cassa. L'autore del raid sarebbe stato disturbato dall'arrivo del panettiere, il primo dipendente a raggiungere l'attività per preparare i prodotti da forno. A quel punto il ladro si è dileguato. I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno denunciato l'amministratore di una società che, omettendo di versare all'erario 3,7 milioni di euro, ha svuotato le casse aziendali, effettuando pagamenti per oltre 2,5 milioni di euro a se stesso, ai soci e a creditori non privilegiati. L'uomo, pur consapevole del grave stato di insolvenza in cui già dal 2016 si trovava la società, aveva chiesto l'accesso alla procedura concorsuale solo all'inizio del 2023, quando la società è stata dichiarata fallita. L'attività portata avanti dalla Regione per la salvaguardia e la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti in Friuli Venezia Giulia è stata al centro di un incontro svoltosi al Palazzo della Regione a Trieste, a cui hanno preso parte l'assessore regionale alle autonomie locali con delega alle lingue minoritarie, il sindaco di Trieste, il direttore dell'Agenzia regionale per la lingua friulana e alcuni rappresentanti del Comitato Consultivo Indipendente sulle convenzioni quadro del Consiglio d'Europa. Un'occasione di confronto, come ha sottolineato l'assessore, per illustrare le peculiarità linguistiche e sociali del Friuli Venezia Giulia e gli ultimi sviluppi riguardanti la promozione, la protezione e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali. Questa regione può vantare ben 4 lingue sul territorio, di cui 3 minoritarie, friulano, sloveno e tedesco, ed è orgogliosa che la presenza radicata di più minoranze le garantisca le condizioni di autonomia e specialità di cui gode. Uno sguardo in chiusura alle previsioni meteorologiche. Cielo sereno, poco nuvoloso questa mattina, con possibili locali gelate anche in pianura, oltre che sulla zona montana. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e sulla zona montana possibile qualche debole pioggia, specie sui settori occidentali, quota neve a 1200-1500 metri circa, temperature minime in pianura fra 0 e 4 gradi, sulla costa fra 4 e 8, massime in pianura fra 14 e 17, sulla costa fra 12 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.